Siamo con Libero Cano, mister del Budeso. Allora mister, si inizia la nuova stagione, la Coppa Italia quest'anno conterà poco, ecco, quali sono i vostri obiettivi per il campionato? Beh, i nostri obiettivi principali sono quelli di una salvezza tranquilla, visto che ancora siamo un cantiere aperto, perché abbiamo perso praticamente oggi, eravamo contatti con dei ragazzi che a malapena riuscivano a stare in piedi, fermi da diversi anni, quindi abbiamo cercato di recuperarli e soprattutto quando non porti il portiere titolare, i due centrali, insomma l'ossatura della squadra, la punta titolare quale Marco Can, insomma meno male queste cose le paghi, e poi contro un Arlorese che è quella destinata ad ammazzare il campionato, diciamo. Ecco, lei ha accettato questa esperienza a Budeso, lei che viene anche da campionati alle spalle importanti, cosa significa per lei allenare un campionato come quello di promozione? Secondo lei a livello tecnico? Beh, non è la prima volta che appunto mi capita di allenare in promozione, ho avuto altre possibilità di allenare su, però le sfide sono sempre belle e ben vengano, perché alla fine soddisfazione doppia se riesci a salvare la squadra con 9 undicesimi titolari schierati in campo locali. Questo è molto sarebbe importante, un risultato importantissimo soprattutto, ripeto, proprio per questi ragazzi che si stanno impegnando tutta la settimana e che praticamente non beccano un euro di nessun tipo, ma bensì si quotano per fare il cosiddetto terzo tempo agli avversari, e quindi questo bisogna ammirarli. Fa molto piacere, certo. Bisogna certamente puntare ancora su questo discorso qua. Ecco, lei sulla regola dei fuoricota come la vede? È d'accordo con l'obbligo di schierare i ragazzi, almeno 2 ragazzi per tutti i 90 minuti, oppure pensa che i più bravi comunque giocano? È molto contorta come situazione, perché, ripeto, finché servono questi ragazzi vengono coccolati, vengono anche, cioè rimborsati, pagati, perché bisogna avere, i migliori cercano ognuno di strapparli via a degli altri, e poi appena finiscono il loro corso, che non sono più fuori quota, vengono abbandonati se stessi, li vedi giocare in una seconda categoria, una prima categoria, dopo che, insomma, quindi bisognerebbe studiare il modo come proseguire questa cosa. Certo. Non usare i ragazzi. Non usare, perché alla fine diventa anche se, ripeto, io inizialmente ero favorevole a questo tipo di l'introduzione della regola, ecco. Sì, a questo tipo di regola, però mi dispiace vedere appunto giocatori ragazzi che sono protagonisti per un paio d'anni e poi sparire, c'è qualcosa che non va, insomma, certo. vedere. Va bene mister, noi la ringraziamo, facciamo un bocca al lupo del campionato del Budeso. Quest'anno si festeggiano i 10 anni dalla storica promozione di eccellenza, chissà che anche quest'anno possiate festeggiare magari una buona salvezza. Poi festeggiamo una buona salvezza, sarebbe festa da capogiro, quindi certo. Non ci allarghiamo più di tanto. Va bene, grazie ancora e insomma in bocca al lupo per la stagione. Grazie a lei. Allora, eccoci qua con Antonio Pastaro, mister della Nuorese, arrivato a Nuoro dopo la promozione col Muravera, con quali obiettivi? Con gli stessi che avevo l'anno scorso, ripetici. Si dice che non è facile comunque vincere con le grandi squadre, perché quasi sembra un obbligo, no? Visto che è stata costruita una squadra molto competitiva. Ecco, quali sono le sue difficoltà maggiori? Ma la difficoltà, intanto è meglio avere una squadra competitiva, è più semplice giocare con una squadra competitiva che con una che non lo è, e poi certamente le difficoltà sono l'amalgama, perché è una squadra completamente nuova per 11 undicesimi, dunque, che giocano per la prima volta da soli, insieme, dunque il tempo ci permetterà di assimilare meglio schemi, corsa. Ecco, la Coppa Italia serve anche a amalgamare il gruppo. È servita perché ha dato un'ufficialità a questi incontri che fino adesso avevamo fatto. Una squadra abbastanza abbordabile, però intanto abbiamo fatto una partita ufficiale contro una squadra con una terna e contro una squadra del nostro campionato. Ecco, se dovesse fare un nome tra le rivali più agguerrite, quale scegli? Ce ne sono diverse, cioè il Tempio, il Ghilarza, Porto Rotondo e La Palma sono quelle più accreditate. Però ci sarà anche qualche altra sorpresa, tipo l'Usinese, tipo qualche squadra di spessore minore, ma che magari farà della corsa e dello spirito battagliero. Ecco, per vincere un campionato quali sono
i segreti? Cosa è necessario, ecco, per avere la migliore delle altre squadre, oltre che naturalmente l'aspetto tecnico? Ci vuole soprattutto la testa, perché a parte l'aspetto tecnico che sarebbe facile prendere 20 giocatori bravi, e la testa è quella che farà la differenza, cioè sopportare le pressioni all'interno delle gare, all'esterno, e compatibilmente saper leggere le sofferenze e magari non esaltarsi quando le cose vanno bene. Certo, voi avrete davanti praticamente 30 finali, no? Ogni volta che giocherete contro gli avversari avrete sempre ovviamente dei rivali agguerriti, perché giocheranno contro l'Anoresi, quindi sarà ancora più difficile. Molte squadre faranno la settimana più importante del loro campionato contro di noi, cioè vivranno quella settimana antecedendo la partita come una sfida di finale di Coppa del Mondo. Noi dobbiamo viverle tutte così, è lì che sta nella testa e nelle gambe dei ragazzi sapere sopportare lo stress parlo agonistico e anche morale per affrontare gli altri. Certo. Però siamo pronti. Assolutamente. Bene mister, noi la ringraziamo, facciamo un in bocca al lupo all'Onorese, a lei e a tutto lo staff tecnico per questa stagione, speriamo che si torni veramente ai livelli gloriosi del passato, anche perché non è facile ricostruire, ripartire subito, vincere subito, quindi insomma, abbiamo l'obbligo morale verso la città di Nuoro, verso le persone che ci hanno dato fiducia, perché Nuoro merita palcoscenici diversi, non certamente questo. Va bene, grazie mister, ancora in bocca al lupo. Grazie a voi.